Si parla di tennis tavolo, si parla di un appuntamento davvero importante per la nostra isola, visto che sono in corso di svolgimento i regionali di categoria. Siamo venuti a trovare uno dei mentori del tennis tavolo a Sassari, Marcello Cilloco. Prima giornata di gare, domani il gran finale. Ci racconti un pochino di cosa si tratta? Allora, abbiamo organizzato, come ormai da 10 anni a questa parte, i campionati sardi qui a Sassari come memorial per ricordare due amici che sono scomparsi vari anni fa, cioè Stefano Ganau e Sergio Visioli. Li ricordiamo organizzando una delle manifestazioni più importanti del pungismo regionale, con i campionati sardi oggi sabato e domani domenica, dove si affronteranno le migliori racchette del pungismo regionale. Stasera in terza categoria è il campionato sardo paralimpico con la classe disabili fisici e la classe 11 per la disabilità intellettiva. Domani il torneo riservato alla categoria assoluti, con i doppi la mattina e la categoria maschile e femminile assoluto di pomeriggio. C'è da sottolineare il fatto che è un'ottima organizzazione, quello che noi stiamo vivendo questo pomeriggio, poi soprattutto c'è la possibilità di poter godere queste gare fruendo del servizio che offre proprio il polo tecnico che ha messo a disposizione la palestra. Assolutamente sì, ringrazio la dirigente appunto del polo tecnico qui di via Montegrappa, che ci ha permesso di organizzare questa manifestazione a cui noi crediamo tanto e siamo estremamente soddisfatti di farlo in questa bella palestra. Sardegna DS nei giorni a venire avrà la possibilità anche di avere tutte le classifiche aggiornate e grazie naturalmente, come si dice in gergo, in bocca al lupo. Grazie a te Icco della disponibilità che ci hai mostrato, grazie.